Buongiorno e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash. È siracusana la vittima della sparatoria avvenuta in America. Insieme a lei è deceduta anche una bambina di 8 anni, le due si trovavano nel bar di un noto mercato, fermato l'assassino. Feriti i 3 climbers in poche ore a Palermo e Trapani, 2 dei quali sono stati travolti da un masso. Indispensabile l'intervento dei tecnici del soccorso alpino e speleologico siciliano. Recuperato un cadavere in mare a Vulcano al largo di Gelso dalla Guardia Costiera. È stato trasferito nella camera mortuaria del cimitero di Lipari, in corso le indagini. Sbarcati a Pozzallo 381 migranti, tra cui 10 minori, soccorsi dalla Guardia Costiera e dalla Guardia di Finanza. Alcuni di loro presentavano i sintomi della scabbia sulla pelle. In conclusione, l'azienda AS è stata denunciata dal sindacato FAISA-CISAL per interruzione di pubblico servizio. Questo evento è collegato al recente 8 marzo, quando a causa della carenza di personale viaggiante, la sede di Messina ha ritenuto necessario sopprimere alcune corse. Per tutti gli approfondimenti di queste notizie potete consultare il nostro sito www.newsicilia.it e i nostri canali social. Arrivederci!